Buongiorno a tutti ragazzi, domani ci sarà il primo serio peggioramento di stampo, diciamo, un po' autunnale, con, diciamo, venti impetuosi sull'Italia. In effetti oggi, mercoledì 4 quadranti settentrionali, ma comunque ancora nulla di concreto. Invece da domani mattina, giovedì 5 settembre, si aspettano raffiche di vento piuttosto violente, quindi prestare attenzione, massima attenzione in particolare sulle coste occidentali della Sardegna e della Sicilia, dove sono attesi venti fino ciao Vivera 20 fino a 80 km orari con onde alte più o meno sui 4 metri, quindi non si escludono mareggiate lungo le coste, quindi Sassaro, Oristano, Carbone Iglesias, e anche sulla Liguria invece si innescheranno freddi e burrascosi venti di qua tramontana, che qui toccheranno più o meno i 60-70 km orari. Quindi come sempre ragazzi, non andate vicino ai porti, vicino al mare con l'auto a vedere il maltempo, perché sapete che succedono cose brutte. Quindi evitate con la macchina di andare sul molo ovunque voi siate, perché un'onda può ingettirvi e portarvi a mare e non ci sta nulla da fare ragazzi. Quindi evitate quando è maltempo perlomeno di fare questa cosa, perché in tutta l'Italia se ne sentono di sti ragazzi che quando il mare è agitato, pure qui a Salerno è bello ad andare a vedere quando il mare è bello burrascoso, però ragazzi ci sta pure il rischio che un'onda ti porta a mare. Quindi immaginate se state quattro di voi in un'auto e una onda vi tira giù, potete dire addio per sempre alla vostra vita. Quindi ragazzi, assolutamente evitatelo, non andate mai sul porto, specialmente quando è maltempo. Uno, perché può capitare che un fulmine vi colpisca, è raro però può succedere. Due, una mareggiata ti può portare sott'acqua. Quindi ragazzi, quando è maltempo state a casa, lasciate stare. Quindi ragazzi, domani come ho detto, forti mareggiate e forti venti, quindi evitate di fare questa cosa qui. Quindi diciamo che oggi sarà così così, ma domani Sardegna, Sicilia e tutte le coste della Sassari, Oristano e la Liguria saranno interessati da forti venti di tramontana, accompagnati da raffiche di vento da 70-80 km orari. Quindi ragazzi, evitate assolutamente di andare a guardare il mare, specialmente dal porto, ma anche dalla spiaggia comunque. Ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo più tardi.